iscriversi. Amiche e amici dell'hockey su pista, la più cordiale buonasera da Nicola Maragnin qui alla Pala Vaccari. Tra qualche minuto i padroni di casa del Montecchio Precalcino Hockey incroceranno le stecche con la Veneta Lab Breganze in un match valido per l'8ª giornata della Coppa Italia di categoria A2. Sempre presenti qui vicino a me Davide Meneghello e Carlo Della Valle alla regia, che ringrazio sempre per la precisione e la puntualità. E una partita che questa deve per Montecchio segnare una rivincita sostanzialmente per quel 6-0 che ha contraddistinto forse uno dei punti più bassi di questo inizio stagione per la squadra di coach Zanfi. Dall'altra per Breganze vuole significare mantenere l'aggancio con i quartieri più alti di questa cortissima graduatoria di Coppa Italia. Ricordo, insomma, per le Final Four passa solamente la prima classificata in questo girone, un girone che vede anche, oltre appunto alle già citate Montecchio Precalcino e Breganze, anche Sandrigo e Tiene, che si affronteranno domani al palazzetto comunale di Sandrigo, e il Roller di Bassano che osserva il turno di riposo. Con le grafiche in sovraimpressione ora possiamo andare direttamente alla lettura delle formazioni. Partiamo come sempre dalla squadra ospite, il Veneta Lab Breganze, che schiera tra i pali Tagliapietra Giuseppe, poi con il numero 25 Antonio Tagliapietra con il 13, Andrea Scortegagna con il numero 16, con il numero 27 Giovanni Tagliapietra, con il numero 28 Tommaso Battaglin, con il numero 31 Ettore Barbieri, con il numero 64 Davide Grazian, con il numero 87 Tommaso Volpe, con il numero 88 Cristian Costenaro e con il numero 19 Giulio Battistini, anche lui portiere, agli ordini di coach Gabritiella. I padroni di casa invece del Montecchio schierano tra i pali appunto con il numero 99 Carlo Sanson, sempre collega di reparto con il numero 1 Marco Todeschini, Franco Giuliani con il 5, capitano Andrea Zanini con il 6, Filippo Tiella con il 7, Davide Zanini con l'8, Nicola Pozzo con il 9, Elia Guglielmi con il numero 23, Michele Dalla Valle con il 44 e Tommaso Graziani con il 66, agli ordini di coach Ivano Zanfi. Fischietti dell'incontro sono il signor Davide Marcolin di Lusiana, coadiuvato al tavolo dei refertisti dal signor Damiano Chiminazzo di Marostica. Ora le squadre stanno guadagnando la metà pista, riconoscibilissima Montecchio con la classica divisa in bianco-verde, un po' meno Breganze, che per esigenze di marketing ha inaugurato la volta scorsa una sgargiante nuova divisa rosa. Ora le azioni preliminari, insomma, di questo match, la scelta della pallina, ovviamente Breganze, seppur non con la stessa squadra, perché chiaramente la squadra di coach Perea l'anno scorso guadagnò la promozione in A1,
però è la detentrice del trofeo di categoria, perché appunto l'anno scorso la formazione rossonera si impose contro il Camaiore per 6-1 nella finalissima giocata al Paladante di Trissino. Ora ascoltiamo anche la speaker che annuncia le formazioni. Ovviamente questa è una partita, come dicevo in premessa, che per Montecchio ha un significato particolare. In stagione per ora dai due volti, due sconfitte di misura contro a Sandrigo e contro il Roller Bassano qui alla Palavaccari, poi la debacle del Palaferrarin a Breganze, appunto nella gara d'andata con un secco 6-0, per la verità risultato un po' bugiardo, però che ha fatto già scricchiolare qualcosina in casa biancoverde. Poi il derby perso con il Tiene per 6-2 e da lì c'è stata un'inversione di tendenza, un 4-0 qui al Palavaccari che abbiamo raccontato l'altra settimana contro il Sandrigo, che è fanalino di coda in questa classifica, ma soprattutto un pareggio per 3-3 contro il Roller di Bassano, formazione che era in vetta alla classifica appunto. E la squadra di coach Zanfi evidentemente ha avuto modo di parlarsi, come dicevo le altre volte, insomma la squadra molti giocatori si conoscono, però di fatto non hanno giocato spesso assieme, qualche innesto di livello, e ora sembra che la squadra abbia trovato proprio una quadratura che le ha permesso appunto di andare in serie positiva nelle ultime due partite, con una vittoria molto convincente contro Sandrigo appunto, e poi quel 3-3 che in casa biancoverde speravano ci potesse stare qualcosina di più. Insomma, ricordiamo quegli ultimi 2 minuti rocamboleschi con il Bassano costretto al pareggio, che ha messo in pista anche il quinto giocatore del movimento ritirando il portiere. Quelli di Montecchio non si sono subito accorti di questo power play di Bassano, potevano anche concludere da metà pista, non ci sono riusciti, e per la verità proprio negli ultimi 2 secondi sono stati graziati dalla squadra biancorossa bassanese, quindi un 3-3. Comunque è giusto, la classifica ad oggi recita Bassano primo in classifica con 12 punti, però con 6 partite giocate, seguito dall'Hockey Tiene e dalla Veneta Lago Breganze appaiate a quota 10 con 5 partite, il Montecchio Bregalcino 4 punti e 6 partite giocate, e poi fanalino di coda il Telemedical di Sandrigo con 3 punti. Ora sembra sia tutto pronto qui al Palavaccari, anche il portiere della formazione rossonera oggi in completa tenuta rosa shocking, Giuseppe Tagliapietra, ha guadagnato i pali, pronti in partenza via, avanti allora Breganze che manovra. Breganze formazione giovanissima, una formazione giovanissima con veramente di grandi e grossi talenti. Ora vediamo uno di questi che risponde al nome di Tommaso Volpe, passa all'indietro, Volpe ancora con un compagno, sempre Volpe a testa alta, combina con Ettore Barbieri per Battaglin, pallina che sfila nella metà pista, spazza via Tagliapietra, e ora Davide Zanini riprende il pallino del gioco. Montecchio nelle retrovie passa per il fratello, sportellate tra Battaglin e Zanini, attenzione al break di Breganze e l'attenzione al gol di Tommaso Volpe, che quando sono passati esattamente 53 secondi dall'inizio del match porta in avanti i suoi con un gol. Insomma, Tommaso Volpe è bomber qui in casa rossonera, è un classe 2005, su 6 convocazioni questo appunto l'11° gol, ne ha segnati 5 contro il Sandrigo, 1 contro il Tiene e contro il Montecchio, e poi 3 contro il Roller. Tommaso veramente talento cristallino, va a un 3x3, un 3 su 3 nei rigori,
caratterino anche lui con 2 cartellini blu. Tommaso particolarità perché è l'unico reduce, era nel quintetto base addirittura della formazione che l'anno scorso vinse la Coppa Italia proprio nella finale di Trissino contro il Camaiore. Quindi insomma grandissima esperienza di Tommaso, e adesso vediamo se Montecchio, colpita a freddo, saprà reagire. Costenaro Cristian in avanti per Ettore Barbieri, circunnaviga i pali della porta montecchiese. Mi sembra di vedere che in porta per Montecchio c'è Todeschini, quindi rispetto alle ultime uscite proprio Marco Todeschini che ha preso il posto di Carlo Sansone. Avanti ancora break di Breganze, è sempre la legge dell'87. Tommaso Volpe, stecca caldissima la sua. Montecchio ancora non si è resa conto di quello che è successo, perché sono trascorsi 2 minuti e 5 secondi dall'inizio del match, e le lunghezze di vantaggio adesso di Breganze iniziano a essere 2. Come dicevo, insomma, squadra giovane, una squadra che corre. E ora attenzione, perché Giuseppe Tagliapietra si allunga e butta la pallina fuori dall'area utile. Il signor Marcolini dice: farmi tutti, bisogna fare le cose con calma. Davide Zanini guarda in mezzo se c'è qualcuno dei suoi, passa per il fratello Andrea, all'indietro per Elia Guglielmi, in avanti Elia, anche Elia insomma ha caratterizzato questo inizio di stagione insomma tra luci ed ombre. Attenzione ora Davide Zanini, luci ed ombre, perché dicevo luci in quanto ha messo a referto 3 gol, e attenzione adesso perché anche Breganze va a quota 3 gol con la marcatura di Cristian Costenaro, classe 2006, giovane talento rossonero, che con questo ha segnato 3 reti, le altre 2 le aveva segnate contro il Sandrigo, un cartellino blu, 0 su 1 dalle punizioni di prima. Però attenzione perché comunque è in forza sempre l'Under 19 breganzese, e con i parietà ha totalizzato ben 10 centri in 5 partite. E attenzione perché Cristian Costenaro può vantare una convocazione quest'anno in A1 agli ordini di coach Basso per la squadra breganzese. Adesso time out chiesto da coach Zaffi, provvidenziale questa chiamata di Ivano Zaffi, insomma deve registrare e al più presto qualcosina, perché adesso il gap inizia a essere sicuramente importante, è recuperabilissimo. Abbiamo visto appunto che nell'hockey i 3 gol di vantaggio non sono assolutamente nulla, però se la squadra non reagisce, attenzione, possono risultare con il passare del tempo veramente pesanti. Allora Volpe in avanti sempre per Tommaso Battaglin. Vede con la coda dell'occhio Barbieri e Ettore, ancora Costenaro cerca un filtrante per Volpe. Davide Zanini chiama la palla, il fratello incita Davide a seguirlo per il dai e vai. Ora Franco Giuliani, anche lui in pista. Attenzione Andrea, no look verso Elia Guglielmi, pallina che corre veloce con Franco Giuliani, passaggio per la verità adesso un po' impreciso, mette le cose a posto Davide Zanini, all'indietro per Andrea con i suoi pattini bianchi, tenta per un attimo il tiro, passa per il fratello Davide, lì in mezzo tanto traffico, non si passa, prova per vie laterali Andrea, passa per Franco, attenzione, dotato di una botta, pallina che si impenna di un amen. Davide cercava la deviazione aerea, attenzione, si riprende da lì. San Marcolin fischia, dice che si può andare avanti. Ora sulla pallina Tommaso Battaglin, eccolo lì con il numero 28, diciamo una parolina anche su di lui, perché fondamentalmente assieme a Volpe è il nemico pubblico numero 1 per Montecchio. È un classe 2005, in Coppa finora ha realizzato
5 gol, e penso che qui da queste parti se lo ricordano bene, perché realizzò proprio una tripletta nel 6-0 dell'andata contro Montecchio. Ora si gioca a scherma al Palavaccari. Elia Guglielmi con la sua garra ripassa per Andrea, pallina in mezzo, azione spettacolare sull'asse Guglielmi, Zanini Andrea, Zanini Davide, e Lotto porta a casa il punto, che vuol dire Montecchio 1, Breganze 3, e ovviamente coach Tiella chiama il time out per rimettere ordine alle idee ai suoi. Vediamo un po' adesso cosa dirà Gabritella che nelle ultime 2 stagioni è stato coach del TN in A2, per la verità era ad interim anche allenatore delle giovanili di Breganze. Ora vediamo un po' cosa cerca di insegnare ai suoi, cerca di capire. Sì, sostanzialmente coach Tiella sta dicendo soprattutto quelle parole rivolte verso Tommaso Battaglin e anche a Ettore Barbieri, di scaricare di più la palla, di far girare di più le fasce e di cercare l'incursione centrale. Stavo dicendo prima di Tommaso Battaglin, appunto, che realizzò una tripletta contro il Montecchio all'andata, poi 2 gol contro Sandrigo nelle 2 partite contro i biancocelesti. Anche lui caratterino vivace, 2 cartellini blu in questi primi scampoli di stagione ed un 1 su 4 nei tiri diretti liberi. Eccolo qui il 28 che passa all'indietro per Tommaso Volpe, giocatore di sostanza, di qualità. Attenzione lì in mezzo, sbaglia un rigore in movimento Ettore Barbieri. Avanti per Elia Guglielmi. Stavo appunto dicendo prima di Elia Guglielmi, stagione in chiaroscuro per lui adesso, ottime doti realizzative per il giovane tienese, però un caratterino a volte un po' indomabile. 2 cartellini blu, uno di questi ha strozzato fondamentalmente sul nascere una possibile rimonta nella sfida interna contro il Tiene. Botta da distanza siderale di Andrea Zanini, e ora in avanti ancora Breganze, in avanti per Costenaro, non Luca all'indietro per Battaglin, ancora il 28 a tu per tu con Franco Giuliani. Attenzione che c'è quel giovanotto con la camisetta numero 5 che incita senza tanto mandarle a dire Davide Zanini ad andare avanti, ci pensava lui a portare la pallina. Attenzione Franco Giuliani con una bomba delle sue, non riesce a colpire il bersaglio grosso, rifiata Battaglin, in avanti per Ettore Barbieri. Attenzione al movimento senza pallina di Costenaro, ancora Barbieri per Volpe. Qualcosina dobbiamo dirla anche su Ettore Barbieri, anche lui giovanissimo, classe 2005 come dicevo. Breganze è una squadra molto giovane, corrono tantissimo, 3 gol in Coppa Italia, anche lui a segno nella partita del Paraferrarin all'andata contro Montecchio, contro Tiene e contro Sandrigo. Attenzione adesso perché la partita è un attimo di tregua, sicuramente ritmo molto buono. Adesso Montecchio deve rincorrere, Franco Giuliani si accentra però Tagliapietra gli dice di no, deraglia a terra il 5 di San Juan. In avanti ora Breganze con Volpe, si ferma, vediamo se ora cerca di ragionare, insomma il cronometro è un po' presto per farlo correre. Attenzione, viene agganciato sugli spalti, chiedono qualcosa di diverso. Il signor Marcolini dice è un fallo di squadra, per la verità è il primo fallo di squadra della partita, quando se ne sono andati 6 minuti e 57 secondi dall'inizio del match. E allora adesso in avanti sempre Battaglin, combina bene Breganze, sempre con il terminale offensivo che è Tommaso Volpe, a tu per tu con Davide Zanini. In avanti 2 maglie biancoverdi sulla stessa linea, che sono quelle di Andrea Zanini e Franco Giuliani. Pallina che resta lì in buca d'angolo, riparte Costenaro, Zanini, Giuliani, Guglielmi
e ora con una magia Davide tira fuori sempre la sua lingua per dire ci sono andato vicino, stavo per combinarla bella grossa. Volpe vediamo se per vie orizzontali per Costenaro, cerca il movimento, Volpe si ferma, ragiona, ora serve sì Costenaro nella sua metà pista, controllato a vista da due stecche bianco-verdi, sempre Tommaso Volpe, rifiata, eccolo lì, Battaglin per Costenaro, entra Giovanni Tagliapietra, attenzione Andrea Zanini per Franco Giuliani, pallina forse un po' troppo lunga, però il 5 ci ha abituato a queste sgasate, la riprende, la rigioca, ancora per Guglielmi, ha il suo bel da fare contro Ettore Barbieri, riparte sempre il 31, in avanti ancora Breganze, la pallina sibila di una spanna alla sinistra della porta, difesa da Marco Todeschini. Davide Zanini, due maglie rosa che gli fanno da sandwich, pallina per Montecchio, i fari di squadra sono 1-1, così come 1-1 sono i time out, uno chiamato da coach Zanfi, l'altro chiamato da coach Attiella, e allora Costenaro in avanti nel traffico, bomba di Costenaro, finisce sulla retta e ritorna in pista, però Andrea Zanini riprende il possesso, transizione del 6 in avanti, sempre controllato da Battaglien, attenzione contro Tagliapietra, sempre Zanini perde il possesso della pallina e allora adesso Capitan Scortegagna con il 16 è entrato anche lui in pista, pallina con un gioco di sponda che però non trova Tagliapietra, ora Andrea Zanini con i suoi classici giochi con l'elastico cerca di disorientare gli avversari. Davide Zanini all'indietro per Franco, attenzione, cerca la bomba, per la verità cercava la deviazione di Davide Zanini, schema visto e rivisto in queste prime fasi di stagione. Chiaramente Montecchio ha un gap importante dalla prima in classifica, ormai non può più sostanzialmente lottare per il passaggio del turno, e ora attenzione signor Marcolini, tira fuori dalla tasca il cartellino blu, attende che Franco Giuliani si alzi per potergli sventolare in faccia un cartellino blu, quindi Franco finisce per 2 minuti nella panchina dei cattivi, e attenzione perché adesso ci sarà una punizione di prima, indiziato numero 1 per battere il tiro Tommaso Battaglin con 1 su 4 nei tiri diretti liberi. Vediamo se la statistica che per ora non gli sta dando grossissime soddisfazioni cambierà. Marco Todeschini si tira giù i guanti, se li rimette su, confessato da Andrea Zanini, gli dà idealmente il 5 con la stecca, e ora vediamo se Battaglin trasformerà questa punizione di prima. Attenzione, come da regolamento sarà il fischietto a determinare l'avvio dell'azione. Battaglin contro Todeschini, Battaglin contro Todeschini, e Marco Todeschini si ricorda di avere qualche anno di esperienza, insomma l'anno scorso ha fatto da secondo un certo Bruno Sgaria in quel di Valdagno. Allora Capitan Scortegagna per attenzione, palo esterno per la verità colpito sempre da Tommaso Battaglin, Giovanni Tagliapietra per Capitan Scortegagna, Tagliapietra, Volpe, ancora Tagliapietra. Ora vediamo come gestirà questo power play, come dicono quelli bravi Breganze, pallina che sembra girare velocemente, però Elia prende il possesso della sfera, deraglia, tutto regolare per il direttore di gara, attenzione gioco a 3 e Giovanni Tagliapietra porta a 4 le marcature per Breganze, quindi il power play viene finalizzato nel migliore dei modi da Breganze. Non era riuscito prima Battaglini a trasformare la posizione di prima,
e poi ci ha pensato Andrea Scortegagna, che è il capitano classe 99. In Coppa Italia all'andata sbagliò una punizione di prima proprio contro Montecchio in quel già ricordato 6-0 del Paraferrari. Entra Dalla Valle in pista, entra anche Nicola Pozzo in pista, ripristinata la parità numerica tra le due formazioni. Franco Giuliani deve starsene ancora qualche secondo fuori dal rettangolo di gioco di prestigio di Davide Zanini. Dalla Valle cerca la deviazione vincente del compagno Davide, riprende la pallina al 28. Attenzione con Tommaso Battaglin, prova ad andare in mezzo da solo, si mette in proprio, fatturato decisamente non all'altezza dell'idea che aveva in testa Tommaso. Si riparte dietro dal capitano Scortegagna. Ora Volpe, metronomo e anche bomber di questa formazione giovanissima. Possiamo proprio dire che il più vecchio di Braganza è proprio capitano Scortegagna, che è un classe 99, quindi insomma 24 anni, essere il giocatore più anziano è veramente tanta roba. Attenzione, Andrea Zanini cercava la deviazione di Dalla Valle, non si concretizza, ancora capitano Scortegagna, lascia a Tommaso, in avanti per Giovanni Tagliapietra, ancora per Volpe, Tagliapietra, la pallina rimane lì. Montecchio sembra proprio frastornato da questo continuo fraseggio di Braganza, e ora attenzione, prende la pallina Davide Grazian, che è entrato anche lui in pista, e ora capitano Scortegagna, Volpe, Davide Grazian, anche lui giovanissimo, classe 2006, gioca nella 19. Attenzione, gli animi si scaldano, fallo di squadra contro Braganza. Montecchio decide di accelerare le operazioni di rimessa, sempre Andrea Zanini sulla pallina, passa all'indietro per Nicola Pozzo, ancora per Zanini, vediamo un po' se il capitano per il perimetro largo, no, sempre per Dalla Valle, poco movimento lì davanti, Pozzo da dietro. Il 9 biancoverde passa all'indietro per il 44 compagno di squadra, sempre Andrea, bomba che viene parata abbastanza agevolmente da Giuseppe Tagliapietra, che allunga la manona. Nicola Pozzo accompagnato all'uscita proprio da Davide Graziano, e attenzione, si lamentano quelli in biancoverde, l'arbitro insomma era sicuramente messo meglio rispetto a noi per giudicare questo contatto, nulla di fatto. 3 falli di squadra per gli ospiti. Attenzione, pallina sanguinosa che stava per essere persa da Braganza, e combatte come un leone Dalla Valle, perde lo scontro. Ora Volpe, Scortegagna, ancora per attenzione con Giovanni Tagliapietra. Ed ora attenzione, gli animi erano veramente caldi, mette mano in tasca il signor Marcolin, spiega quello che è successo ad Andrea Scortegagna, che si accomoda nella panchina dei puniti, ed ora la punizione di prima sarà per Montecchio. Pallina pesantissima questa sulla stecca di Davide Zanini, pallina che può determinare il punto numero 2 per Montecchio. Attenzione, tutti i giocatori sono sulla linea dell'area di Marco Todeschini, solo Davide Zanini davanti a Giuseppe Tagliapietra, che si sistema i gambali in qualche modo, sta usando un po' di scotch carta per mettere a posto i suoi paramenti. Attenzione, perché adesso l'inerzia della partita può decisamente cambiare. Montecchio che per ora è sembrato veramente in balia della verve,
sfrontatezza anche della squadra di coach Attiella, Giovanotti di belle speranze. Attenzione però adesso, riflettori su Davide Zanini contro Giuseppe Tagliapietra. Vediamo se fischierà il signor Marcolin. Eccolo lì, Davide Zanini muove pallina, alza e schiaccia Giuseppe Tagliapietra come un gatto, butta la pallina dall'altra parte della traversa e ora Dalla Valle, ora in power play Montecchio, vediamo come decide di giocare. Per adesso incursione di Nicola Pozzo che non ha fortuna. Attenzione, Tagliapietra Giovanni, gioco di sponda per Davide Grazian, ancora Volpe, irrinunciabile per Gabritiella all'87, così come irrinunciabile per coach Zanfi è il numero 6 dall'altra parte. Eccolo lì con Andrea Zanini, alza la cresta, tira sul periscopio, guarda se qualcuno dei suoi in mezzo all'area, passa per il fratello per vie laterali. Attenzione, cicca la conclusione Michele Dalla Valle, si riparte sempre dal 44, pallina che finisce in buca d'angolo, pallina per Pozzo, in avanti ancora per Andrea. Sul cronometro mancano 9 minuti e 21 secondi al termine di questa prima frazione di gioco, sempre 4 i punti per Breganze, sempre 1 quelli per Montecchio e ora contropiede con Giovanni Tagliapietra da solo contro tutti. Indemoniato Gabritiella voleva probabilmente un possesso superiore da parte della sua squadra, riprende Andrea sempre con no look per Michele Dalla Valle, la pallina resta lì, riparte ancora Tommaso Volpe con scorte, cioè attenzione Tommaso Volpe, la pallina finisce in mezzo alle gambe di Marco Todeschini, si riprende con il contropiede, i fratelli Zanini in avanti contro tutti, contro Grazian, contro Tagliapietra Giovanni, sempre Davide trova un buon pertugio per Michele Dalla Valle, non ha fortuna, la pallina finisce dietro la porta di Giuseppe, di nuovo Costenaro in pista, attenzione, ed ora il break di Breganze con sempre il signore con l'87 sulle spalle che passa per Giovanni Tagliapietra e scivola a terra il 27, sempre possesso breganzese, sempre con Tommaso Volpe con la pallina tra la stecca, all'indietro per Grazian, in avanti il 64 Sgasa combina con Costenaro, se non sbaglio deve essere il fratello di Silvio che gioca in A1. Finiscono i 45 secondi, però attenzione con un contatto fortuito di gioco, Tagliapietra si è fatto male, sembra tutto ok, Andrea sicuramente non ha fatto a posto, vediamo un po' il signor Marcolin si sincera delle condizioni del braccio, dell'avambraccio di Giovanni Tagliapietra, tutto ok, si riprende con la pallina rimessa lì in fondo, sono finiti i 45 secondi utili per Breganze e allora Franco Giuliani è rientrato in pista, attenzione perché ora ne vedremo sicuramente delle belle, pallina in avanti per il ciuffo di Nicola Pozzo che non trova la deviazione vincente e ora Costenaro l'88 contro il 5 secondi, anzi 10 per la verità, fischiati dal signor Marcolin, pallina possesso Montechiese, Nicola Pozzo per Federico Tiella, all'indietro per Dalla Valle, ancora Tiella, il 7 alza la mano, chiama lo schema per Nicola Pozzo, e probabilmente una fase storica della partita perché è uscito Andrea Zanini, però ci ha pensato questo signore qua con la camisetta numero 5, Franco Giuliani, ha fatto partire una bomba delle sue, dimezza lo svantaggio di Montecchio e ora il tabellone qui del Palavaccari recita Montecchio 2 Breganze 4 quando mancano 7 minuti e 2 secondi al termine della prima frazione di gioco. Con troppa leggerezza forse adesso Michele voleva un passaggio nelle retrovie, fallo di squadra ora per
a carico di Montecchio, 2 per i locali, 3 per gli ospiti, come ci insegna il tabellone qui al Palevaccari. Costenaro sempre sulla sinistra, sempre per vie laterali, si accentra, attenzione, fischio del direttore di gara, pallina troppo alta, dice Michele Dalla Valle, da solo contro tutti, all'indietro per Franco Giuliani. Vediamo un po' se il 5 ci prende gusto. Ancora Franco Giuliani, pallina questa volta che non c'entra il bersaglio grosso, però di questi numeri il ragazzotto di San Juan. Tommaso Volpe, gioco di sponda per Grazian, la pallina finisce lì in fondo a sportellate. Tiella con Grazian, mette ordine Dalla Valle, in avanti sempre per Franco. Stavo dicendo appunto che è da qualche istante che Andrea Zanini è uscito, probabilmente deve rifiatare, la partita non ha un attimo di tregua. E ora attenzione, Grazian alza e schiaccia, Todeschini gli dice di no, Tiella riprende possesso della sfera, circonnaviga i pali del portierone numero 1 Franco Giuliani, un po' in maniera imprecisa, attenzione ai secondi, sempre Franco Giuliani sulla sinistra, cerca un'idea, alza lo sguardo, tira sul periscopio anche lui, ottima l'azione in verticale per Federico Tiella, che veramente non ha trovato la conclusione vincente, però ottima la verticalizzazione di Franco, che veramente in un attimo ha servito, ha messo a tu per tu il compagno di squadra con Giuseppe Tagliapietra. Forse qui ci stava un taglio di Michele Dalla Valle, pallina tirata da Nicola Pozzo, ora riprende Breganze con Tommaso Volpe, con tutta la calma del mondo in avanti per Grazian, si lascia sfilare la pallina, ancora Franco in avanti, attenzione, riprende Breganze, ora con Giovanni Tagliapietra, sempre per Tommaso Volpe, Grazian, Tagliapietra, Volpe, solido, roccioso, ma con una presenza in pista pazzesca, l'87 di Breganze. E ora attenzione, Franco Giuliani lo mette nel mirino, vediamo se lo sfida. Ha un altro tipo di passo Giuliani, però nulla di fatto, da solo contro tutti, pallina sempre nella sua disponibilità, ora la cede a Nicola Pozzo, in avanti, all'indietro sempre per Franco, deve essere lui a suonare la carica per Montecchio, azione neutralizzata da una stega, attenzione con Giovanni Tagliapietra, tu per tu con Todeschini, perde il momento giusto per battere a rete, sempre Volpe, ancora per Costenaro, chili e centimetri adesso in pista per Breganze, eccezione fatta diciamo per il fisico un po' meno tracchiato di Davide Graziano. Eccolo lì, Costenaro fa valere tutto il suo strapotere fisico, nulla di fatto, si riparte da Tommaso Volpe, l'87 per l'88. Montecchio per il momento sta a guardare, in difesa a sportellate Federico Tiella, a lui la peggio nonostante la sua carica contro Costenaro, pallina sempre in rosa per Breganze. Di nuovo i ragazzi di coach Gabritiella a manovrare, è rientrato in pista anche Ettore Barbieri, come avevo ricordato prima, 3 gol in Coppa Italia per lui, e ora per un attimo Pronome non riesce ad andare a quota 4. Franco Giuliani, ed ora Federico Tiella con il suo primo gol qui in Coppa Italia, porta a 3 lo score per Montecchio. Filippo Tiella, 4 le marcature per Breganze, però adesso sembra proprio un'altra partita. A 172 secondi dalla fine di questo primo tempo, Montecchio riesce a ridurre ancora di più il gap con Breganze, e ora provvidenziale la luce verde qui sotto la nostra postazione che sta ad indicare il time out chiamato da Gabritiella. Vediamo un po' cosa dice
il coach ai suoi. Sì, possiamo già dire, insomma, abbiamo sentito due parole a chiare lettere: calma e pressing, insomma due parole che non sono, diciamo, dei sinonimi, però probabilmente il coach Tiella ha detto ai ragazzi di ragionare, ma soprattutto di adottare una strategia offensiva che possa dare quel vantaggio. Allora attenzione, di nuovo Costenaro da solo contro Dalla Valle. Costenaro alza e schiaccia, va a terra. Andrea Zanini è rientrato in pista, eccolo lì per Franco Giuliani, avanti per uno dei suoi, il capitano che sarà nascosto lì nella balaustra di metà pista. Di nuovo Dalla Valle in avanti a testa alta, cerca un'idea per Davide Zanini e ora scasa in avanti Ettore Barbieri. Ettore all'indietro per l'onnipresente Tommaso Volpe, carica l'87, da solo sposta tutti, decide però di giocare con il cronometro. Mancano 124 secondi alla fine della prima frazione di gioco. Ora Franco Giuliani, gioco di prestigio per lui, chiede ad Andrea di andare avanti, di assecondarlo in questa azione. Per vie laterali cede la sfera a Davide Zanini. Attenzione, 30 secondi ancora per finalizzare l'azione d'attacco per Montecchio. Non si muove nessuno lì davanti, vediamo cosa si inventa il 5 di Savoie. E ora Davide Zanini si trova la pallina lì, non ci pensa due volte. Montecchio 4, Breganze 4. Partita meravigliosa, partita scoppiettante da una parte e dall'altra, strappo di Breganze. Montecchio sempre lì, e poi ci ha pensato ora Davide Zanini a ribadire in rete, tutto da rifare per Breganze. Pareggio e ora transagonistica, attenzione per Montecchio a 1:29 alla fine di questo primo tempo. Franco Giuliani vuole chiudere il primo tempo in vantaggio, chiama a raccolte i suoi, si parlano tantissimo, probabilmente qualcosa che non è stato fatto nelle prime uscite stagionali. Ora sembra Montecchio aver trovato, oltre agli schemi, anche lo spogliatoio, quindi in avanti la squadra di coach Zanfi. Pallina veloce Dalla Valle per Zanini, non era l'Andrea che voleva Michele, bensì Davide. La raccolta Franco Giuliani, pallina che finisce lì, si riprende con una rimessa per Breganze. Oggi ricordo in completa maglia rosa. Tommaso Volpe vede con la coda dell'occhio Ettore Barbieri, riparte Dalla Valle, ancora per il capitano, avanti in buca d'angolo c'era il fratello, passa all'indietro per Franco Giuliani. Attenzione, 37 i secondi che separano le due squadre dal bere qualcosa di dissetante per ricaricare le batterie per una seconda frazione di gioco che si pronuncia veramente interessante. Insomma, Montecchio che in questa prima frazione di gioco ci ha fatto vedere praticamente un riassunto, una somma della stagione. Attenzione, gioco da terra, eccolo lì. Attenzione, 12 secondi, Tommaso Volpe, contropiede di Breganze, fermati in qualche modo da Zanini. Magia difensiva del numero 8, e allora in avanti botta perché mancano 0 secondi adesso alla fine di questa prima frazione di gioco. Primo tempo meraviglioso. Ora con Davide Meneghello facciamo partire un po' gli highlights di questi 25 minuti, e il tabellone qui al Paravaccari ci dice che il collegamento riprenderà fra 9 minuti e 45 secondi esatti per questo secondo appassionante tempo di questa ottava appassionante giornata di Coppa Italia, che vede qui al Paravaccari Montecchio contro Breganze. A fra poco. Break, perché dicevo Luci, in quanto ha messo referto. 3 gol, Pagar ripassa per Andrea, pallina in mezzo, azione dell'azione, Battaglin contro Todeschini, Battaglin contro Todeschi,
tutto regolare per il direttore di gara. Attenzione, il gioco a 3 e eccolo lì, Davide Zannini muove pallina, alza e schiaccia Giuseppe. Una fase storica della partita, perché è uscito ad andare a quota 4 Franco Giuliani ed ora Federico. Abbiamo imparato che piccoli gesti fanno la differenza. Anche con il cancello di casa è possibile farlo. Scopri le automazioni Beninca a risparmio energetico. Beninca, la casa buona. Trova il tuo installatore sulla casabuona.it. We all sustain the planet
by using certified raw materials sourced from sustainably managed forests, fueling our plants with renewable energy that we also make available to our team members. This is how we all sustain the future. Palladio Group. CESFAV, Centro Servizi Funebri Alto Vicentino, agenzia di Marano Vicentino, via Vittorio Veneto 25. Info su cesfav.it. Allora è tutto pronto qui alla Palladio per la seconda parte di questa meravigliosa partita. La prima frazione di gioco si era chiusa sul 4-4, partita scoppiettante veramente quella a cui stiamo assistendo. Per Montecchio sono andati in gol Franco Giuliani, Filippo Tienda e per due volte Davide Zannini. Per Breganze una volta Giovanni Tagliapietra, per due volte Tommaso Volpe e poi Cristian Costenaro. Ora si riparte con questa seconda frazione di gioco, sempre Breganze a condurre per adesso le
operazione di gioco, pallina che simile davanti alla porta di Carlo Sanson, che si è avvicendato con Marco Todeschini, che aveva occupato i primi 25 minuti la porta di Montecchio. Ora di nuovo Elia Guglielmi, forse un po' sottotono il 23 nella prima parte del primo tempo. Davide Zanini ancora per Elia Guglielmi, vediamo un po' Elia cosa si inventa, cerca un taglio per l'8, finisce a terra. Abbiamo visto che saltando nel tentativo di saltare, insomma, è finito addosso alla tibia di Scortegagna. Il signor Marcolin di Lusiana dice bisogna riprendere da lì, dai e vai sempre tra Davide Zanini ed Elia Guglielmi, palline in mezzo per Franco Giuliani, e allora scasa in avanti Montecchio con un'azione sull'asse 27-31, quindi tra Giovanni Tagliapietra ed Ettore Barbieri. Pallina buttata in avanti, però viene presa da Davide Zanini, serve per Franco Giuliani, fa una cosa non da Giuliani, perde la pallina in malo modo. Ora due stecche biancoverdi su un attaccante di Breganze, confusione, stecche, palline, pattini dappertutto lì, ed ora ci pensa di nuovo Giovanni Tagliapietra a mettere Breganze con il muso in avanti, quando se ne sono andati 1 minuto e 33 secondi dall'inizio di questa seconda fase di gioco. Insomma, era iniziata come era finita, segnando già 9 gol qui al Panevaccari. Da casa sua ha tentato Andrea Zanini, si lamenta in qualche modo, l'arbitro dice fermi tutti, la pallina, anzi la stecca era alta, quindi si riprende da lì con una rimessa per Breganze. Sulla sfera ora Giovanni Tagliapietra, insomma Giovanni anche lui, doppietta fino ad ora, ragazzo appunto di belle speranze anche lui, insomma. Montechiese sempre a condurre le operazioni Breganze, e ora Battaglin, fermi tutti, fallo di squadra numero 4 per gli ospiti. Si riparte un po' più indietro con Andrea Zanini, combina per Franco Giuliani, e allora Franco all'indietro per Elia Guglielmi, sempre per Franco Giuliani, uomo ovunque di Montecchio, si porta via 2 uomini, scarica la pallina per il capitano, ancora Franco, vediamo un po' se tenta il tiro, decide di passare sempre per vie orizzontali al 6, che ripassa al 5, all'indietro, no, con taglio per Davide Zanini, osserva il piazzamento dei suoi con un look, serve il fratello, mancano 5 secondi alla fine dell'azione di gioco, si riparte con i 45 perché in qualche modo, attenzione, contropiede di Breganze e ipnotizza Carlo Sanson il buon Giovanni Tagliapietra. Ora contropiede per Montecchio, da quella mattonella lì Elia Guglielmi sapeva come fare gol, non ci è riuscito in questa occasione. Attenzione, sandwich che vede Tommaso Battaglin in mezzo tra 2 maglie bianco-verdi. Ora Elia Guglielmi all'indietro per Andrea, insomma partita che non vuole saperne di abbassare i ritmi. Spettacolare questo match fino ad ora, scoppiettante, strappo di Breganze, Montecchio sempre lì, di nuovo strappo di Breganze, 2 cartellini blu, insomma 4-4 alla fine del primo tempo, e ora siamo già sul 5-4 in virtù appunto della marcatura messa a segno da Giovanni Tagliapietra. Pallina smanciata in avanti, e questo veramente è un super gol che vede un assist al bacio di Battaglin, apparecchia la tavola per Ettore Barbieri, non lascia scampo a Carlo Sanson,
e Breganze va a quota 6. Insomma, con questo Ettore mette a segno anche lui 2 gol, oggi va a quota 5, insomma, questa Coppa Italia dei giovani. Breganze con la prima squadra in A1, la seconda squadra, che è quella in A2, sicuramente una delle formazioni più interessanti che abbiamo visto qui al Palavaccari. Insomma, attenzione, c'è un fallo di squadra a carico di Montecchio, pallina subito veloce in avanti, sempre per Battaglin, si fermano tutti quanti, Carlo Sanson para, Tagliapietra aveva tirato e ora Davide Zanini, ora i nervi iniziano a salire. Andrea per Davide, gioco di prestigio, all'arma bianca Davide Zanini con Ettore Barbieri. Allora in avanti Zanini, ora per Franco Giuliani, tante stecche rosa che gli strozzano un po' il tiro. E allora adesso vediamo un po' se c'è un ingaggio o se no, l'arbitro dice che la pallina è di Breganze, non era ingaggio. Allora in avanti per Tagliapietra, pallina in quota, si mette in qualche modo Carlo Sanson, la pallina resta lì e c'è sempre Giovanni Tagliapietra che veramente oggi ha una stecca veramente calda. Giovanni Tagliapietra, insomma, oggi 3 gol, manda a 7 la sua squadra. Insomma, Giovanni per la verità aveva segnato solamente un gol in questa Coppa Italia proprio contro Montecchio, giocatore invece prolifico perché con la 19 ne ha segnati ben 12 in 5 convocazioni, anche lui stragiovanissimo, 17 anni, una classe 2006. Attenzione dalla Valle, entra in pista, passa per Andrea Zanini, botta del capitano, tentava una deviazione volante il fratello Davide, sarebbe stato il gol dell'anno questo. Sempre Tagliapietra in buca d'angolo, fallo di lunetta dice il signor Marcolin. Tommaso Battaglini dice secondo me no, era più vicino l'arbitro. E attenzione, Andrea Zanini, stecca che gli nega un tiro facile, sempre Andrea, in avanti, botta fermata da Giuseppe Tagliapietra. E allora Capitan Scortegagna passa per Battaglini, si fa intercettare la pallina dalla Valle per Elia Guglielmi, ancora Elia, pallina un po' passata con fatica verso Davide Zanini, sempre Elia in avanti, alza lo sguardo, vediamo cosa decide di fare, sempre per il capitano e sempre per una buona idea. Ancora Elia, ancora Zanini, ancora Montecchio in mezzo e sempre puntuale la chiusura di Capitan Scortegaglia. Tutto da rifare per Montecchio, 18 secondi al termine dell'azione d'attacco. Ora dalla Valle, attenzione, devono accelerare le operazioni per concludere. Pallina che rimane sempre in attacco, attenzione, 5 secondi, non viene chiamata la stecca, alta e schiaccia di Elia Guglielmi. Si riparte con il cronometro, però si riparte anche con Breganze in avanti. Capitan Scortegagna, ancora per Tagliapietra, all'indietro per Battaglin, ancora il 28 contrastato dal 23, agganciato, fermi tutti, dice il signor Marcolin. Warning per il numero 28, probabilmente da quel fallo di lunetta Tommaso Battaglini ha iniziato insomma ad arringare contro il direttore di gara e alla fine è arrivato il warning a carico del ragazzotto numero 28. Si riprende quella pallina nella metapista di Montecchio,
Elia Guglielmi con Andrea Zanini vicino, capitano riceve, vediamo un po' se riesce a servire uno dei suoi. Sì, fratello Davide, sempre all'indietro per Andrea, guarda con l'occhio della tigre Ettore Barbieri, la pallina però finisce nel possesso di Breganze. Le maglie rosa in avanti con Capitan Scortegagna, ora per Giovanni Tagliapietra, cerca conforto in qualche maglia amica, si riparte con Tommaso Volpe che fa il suo ingresso proprio ora in questa seconda frazione di gioco. Sempre Tommaso, 2 gol per lui nel primo tempo. Giovanni Tagliapietra si beve mezza difesa di Montecchio, c'è il gambale di Carlo Sanson a dire di no al tiro di Breganze. Ora Elia Guglielmi per Andrea Zanini. Ora sicuramente Montecchio deve riprendere da dove aveva finito il primo tempo, in cui era riuscito ad annullare il triplo vantaggio di Breganze, però adesso il tabellone dice 7 punti per la squadra di coach Gabritiella, 4 per quella di coach Zanfi. Dalla Valle tenta il tiro, pallina che resta lì, non ci arriva per un attimo Zanini, ci arriva invece e passa di gran carriera Tommaso Volpe, decide di far giocare i suoi. Tagliapietra a sportellate con Elia Guglielmi, all'indietro sempre per l'87 di Breganze, Capitan Scortegagna, sempre Ettore Barbieri, in avanti Montecchio, attenzione, pallina però largamente fuori misura. Vediamo un po', sempre Tommaso Volpe, bomba pazzesca, la traversa, sta ancora tremando, la pallina finisce sopra le reti di contenimento, ritorna in pista, però ritorna utile per Andrea Zanini che si arrabbia, voleva un taglio del fratello. Michele Dalla Valle tenta il tiro, non va, all'indietro di nuovo Elia Guglielmi con sufficienza, pallina sempre per Breganze. Ora Giovanni Tagliapietra in avanti, velocissimo il 27, gioco in quota per sempre per Ettore Barbieri, di nuovo Dalla Valle. Ora vediamo se riordina le idee per i suoi, dentro i fratelli Zanini, Dalla Valle ed Elia Guglielmi per Montecchio. Sta filata, attenzione, pallina che però finisce un po' troppo su, dice il signor Marcolin. Avanti ancora con Montecchio, coach Zanfi dice ai suoi, insomma, suona la sveglia per i suoi, dice insomma ragazzi adesso è arrivato il momento di fare sul serio, mancano 14 minuti abbondanti alla fine della partita, però insomma 3 lunghezze di vantaggio. Vediamo anche un po' la partita disciplinare, insomma 5 falli per gli ospiti, 4 per i padroni di casa. Partita tutto sommato corretta, anche se c'è stato qualche momento acceso che è culminato con i due blu, uno per parte del primo tempo. Ora Elia Guglielmi sembra un po' stanco, il 23, però con un gioco di prestigio la pallina lì resta lì, riparte Tagliapietra, gli rovina addosso Elia Guglielmi, dice non l'ha fatto apposta, lo capisce il 27, si conoscono da un bel po' di tempo, insomma, anche se Giovanni è un po' più giovane di lui. Allora riparte con il 31 Ettore Barbieri, sempre Tagliapietra, sempre in avanti, giocatore di una classe incredibile, tunnel di Breganze, la pallina finisce lì, attenzione gioco da terra, dice il signor Marcolin. Si riparte con Montecchio, si riparte con Guglielmi, sempre il 23 in possesso pallina, vediamo se porta in avanti la sfera, sì, per Davide Zanini, Davide da solo, giocatori un po' troppo fermi, vediamo se c'è qualche taglio interessante. Andrea infatti lo sta chiamando adesso, ancora Andrea Zanini,
pallina che stava per finire nella disponibilità di Ettore Barbieri. Attenzione con Montecchio, pallina che finisce addosso a Costenaro, che è rientrato in pista anche lui, Cristian Costenaro. Ingaggio, 2 dita al cielo alzate dal signor Marcolin, ingaggio proprio nell'angolo dell'area, eccolo lì. Costenaro e Zanini sulla sfera, il ragazzotto numero 88, insomma l'abbiamo ricordato prima, fratello di Silvio Costenaro, che è impegnato quest'anno in A1, protagonista l'anno scorso come capitano della formazione che proprio si è portato a casa la Coppa Italia di categoria A2 nella finale di Trissino, vinta per 6-1 contro il Camaiore. Ancora Cristian Costenaro, piroetta, ottimo gioco di prestigio, però attenzione, pallina un po' troppo alta, sarebbe stata una piccadiglia incredibile, però oggettivamente la pallina era finita un po' troppo in alto. Ora Davide Zanini per il fratello Andrea, sempre Barbieri, e attenzione Elia Guglielmi, si difora un gol lì davanti con Giuseppe Tagliapietra che esce dalla parte utile. Ingaggio, dice il direttore di gara, coadiuvato nel tavolo dei refertisti da Damiano Chiminazzo di Marostica. Attenzione Andrea Zanini, pallina che viene bloccata da Tagliapietra, e ora Tommaso Volpe. Fermi tutti, c'è qualcosa che non va al caschetto di Giuseppe Tagliapietra. Tutto a posto sembra. Ok, dice il portiere numero 25. Pallina nella disponibilità di Breganze. Tommaso Volpe all'indietro per Battaglin, ora per Barbieri. Scasi in avanti il 31, gioco di prestigio non va, ed ora attenzione perché c'è Franco Giuliani che passa per Andrea Zanini a sportellati in avanti, chili e centimetri da una parte e dall'altra. Michele Dalla Valle sventaglia a destra per Nicola Pozzo, è entrato anche lui di nuovo. Ora Franco Giuliani, è uscito Elia Guglielmi, sempre per Andrea, sempre per Dalla Valle. Si chiude Breganze, marcati tutti gli avanti di coach Zanfi, pallina che resta sempre nella disponibilità bianco-verde con Franco Giuliani. Attenzione, 5-4 i secondi per l'azione, che si trasforma però adesso con una transizione di Volpe da difensiva per Breganze in offensiva per la squadra rossonera, oggi in completa tenuta rosa shocking. No look di Battaglin, all'indietro per Barbieri. Attenzione Tommaso, Ettore Barbieri. Battaglin non va la sua incursione, riparte di nuovo Andrea Zanini. Andrea da solo contro tutti. Attenzione Michele Dalla Valle, aveva un buon corridoio per battere a rete, però adesso il fischietto dice che il fallo l'ha commesso Michele. Costenaro, stecca di Carlo Sasson che gli dice di no. Sempre Barbieri, sempre Costenaro, pallina che finisce nella disponibilità bianco-verde, e Andrea Zanini, vediamo se si intersecano le linee di passaggio con Franco Giuliani. Azione che sfuma, transizione ancora di Volpe in avanti e porta a 8 lo score per Breganze. Altra partita questa qui che stiamo vedendo nella seconda frazione di gioco. Insomma, Montecchio sembra ripiombato un po' nel torpore che aveva contraddistinto proprio i primi 10 minuti della gara. E ora Tommaso Volpe mette a referto l'ottava rete per Breganze. Insomma, quest'anno sono già tanti i gol del ragazzo numero 87, però attenzione
Dalla Valle, la pallina non vuole saperne di andare dentro. Giuseppe Tagliapietra era già a terra, si mette proprio, si immola. Ora Tommaso Volpe sgasa in avanti l'87, botta che viene scheggiata dal guantone di Carlo Sanson, e ora Michele Dalla Valle, attenzione con Franco Giuliani, non riesce la deviazione aerea. Peccato, questa per Montecchio poteva essere veramente l'azione della riscossa, insomma. Mancano 600 secondi alla fine della partita, 8 per Breganze, 4 per Montecchio, ancora Tommaso Volpe, immenso oggi l'87 di coach Gabritiella, e ora Giovanni Tagliapietra in avanti, anzi per la verità è Antonio Tagliapietra, fratello di Giovanni. Antonio, attenzione, viene agganciato con un fallo di squadra, insomma lì ha rischiato qualcosina Michele Dalla Valle, e ora Antonio Tagliapietra, anche lui in pista, anche lui giovanissimo, classe 2007, 16 anni, in Coppa Italia 2 gol nel 7-3 contro Sandrigo, e la settimana scorsa sempre contro il Sandrigo in under 19, insomma, tanto per mettere le cose in chiaro, 5 partite 9 gol, quindi anche lui, insomma, ragazzo di grandissima prospettiva, squadra giovanissima, come ho detto, insomma. Il più anziano, si fa per dire, insomma, per usare questa parola, è proprio Capitan Scortegagna, tutti gli altri sono veramente giovanissimi, corrono tantissimo, alcuni hanno già anche avuto la possibilità di venire convocati con la squadra maggiore in A1. In avanti Battaglin, all'indietro per Volpe, attenzione i secondi, non si ricorda Tommaso che bisognava tirare, non ha sentito il segnale acustico della stecca di Giuseppe Tagliapietra, e allora di nuovo Franco Giuliani. Montecchio deve appoggiarsi alle sue spalle per poter probabilmente uscire da questo torpore, e ora Antonio Tagliapietra con Carlo Sanson. Giovanni, ottima azione del 13. Andrea chiede ai suoi ragazzi: parliamo, cerchiamo di farci sentire, di farci capire. Nicola Pozzo per Dalla Valle, all'indietro per Capitan Zanini, il capitano in avanti, e ora per Pozzo, no look per Dalla Valle, vediamo se tenta il tiro, passaggio, pallina che finisce nella terra di nessuno, deve ritornare lui a prendersela, sempre dalle retrovie Andrea Zanini, però a Breganze va bene così. Stanno scadendo nuovamente i 45, si riparte con altri 45 perché c'è stata una deviazione di Giuseppe Tagliapietra, ed ora è coach Zanfi che chiama il suo time out quando sul cronometro mancano 8 minuti e 25 secondi al termine della partita, una partita che vede Montecchio a quota 4 ma Breganze a quota 8, super ripresa della squadra di Gabritiella, che veramente ha infilato 4 gol uno dietro l'altro a Montecchio, che aveva raddrizzato una partita che era partita per, scusate il gioco di parole, che era iniziata veramente male con 3 gol, poi ha accorciato le distanze, poi 4-1, 4-2 e poi alla fine era riuscita a raddrizzarla completamente con un 4-4 che faceva ben sperare, per la verità. Il pubblico che sta assiepando qui il Palle Vaccari, insomma, abbastanza silenzioso, un po' sconfortato da questa prestazione, insomma, l'avevo detto in premessa, Montecchio dalle molte facce, no? in questa Coppa Italia, sfortunato e poco cinico contro Sandrigo e contro il Roller qui in casa, deludente nella partita con Breganze appunto all'andata. Anche il derby con il Tiene non ha visto i ragazzi di coach Zanfi dare il meglio del loro repertorio. Qui al Palle Vaccari poi è suonata la sveglia con un bel 4-0 su Sandrigo, confermato dall'ottima prestazione anche con il Roller la settimana scorsa, però ora 4 gol di scarto separano Montecchio dalla parità con Breganze,
quando mancano 8 minuti e 9 secondi alla fine della partita. Ora di nuovo Filippo Tiella in pista per Nicola Pozzo. Vediamo un po' se Franco Giuliani fa un po' di body check per lasciare libero il tiro di Nicola, che prende la traversa, anche sfortunato il ragazzotto numero 9 oggi. E ora Andrea Zanini, pallina che finisce nelle gambe di Battaglin, sempre possesso bianco-verde, sempre Capitan Zanini, tentava la conclusione Nicola Pozzo, cercate la pallina, sempre Tiella, sempre per Giuliani, sempre per Zanini. 20 secondi alla fine dell'azione, pallina che tramonta fuori dalla balaustra di contenimento, plana sulla rete dietro la porta di Giuseppe Tagliapietra. La pallina viene rimessa lì. Ora Franco Giuliani, Costenaro insomma non ha paura di ingaggiarsi con il numero 5 di San Juan. Alza il periscopio Christian, vede Battaglin, più lesto di tutti è sempre Franco Giuliani. Un secondo fa era dall'altra parte della pista, velocissimo il 5, sempre velocissimo anche il 6, però altri 34 secondi per battere a rete. Pallina intercettata da Battaglin, eccolo lì, attenzione, da quest'anno non c'è più il fallo del pattino. Volpe alza e schiaccia, e l'87 porta a 9 le marcature per Breganzi. Insomma Montecchio frastornata, veramente difficile, ci vuole proprio adesso un miracolo per far sì che i ragazzi di coach Zanfi possano rimettere in parità la sfida. Vediamo un po' quali possono essere gli accorgimenti tattici di Ivano Zanfi. Per adesso vengono confermati i 4 di movimento, di nuovo Volpe, di nuovo Breganze, di nuovo per Costenaro, all'indietro Costenaro per Battaglin. Ora con il cronometro in mano Breganze per Tagliapietra, Antonio, Tommaso Volpe, veramente forse uno dei migliori in pista. Pallina che si era impennata, forse un po' troppo alta, dice così il signor Marcolin. Andrea Zanini per Franco Giuliani. Attenzione, scontri anche abbastanza veementi lì in mezzo alla pista, e di nuovo Volpe e di nuovo gol. Ed ora Breganze va a quota 10. Montecchio resta sempre fermo a 4. Veramente partita difficile, per la verità seconda frazione di gioco veramente difficile, inspiegabile il crollo di Montecchio in questi primi 20 minuti del secondo tempo. E ora Costenaro, sempre per Tagliapietra, Volpe assatanato, indiavolato, vuole portarsi a casa la palma del miglior giocatore della partita. 4 reti per lui oggi, 3 quelle di Giovanni Tagliapietra, una per Cristian Costenaro, una di Ettore Barbieri. Insomma Breganze veramente padrona assoluta in questa frazione di gioco, seconda frazione di gioco. Qui al Pala Vaccari, vediamo un po' se Montecchio, con l'orgoglio, con la grinta di Franco Giuliani, tenta di battere la rete. Sfortunato il 5 perché prende di nuovo l'incrocio dei pali. Di nuovo Nicola Pozzo, fanno buona guardia le maglie rosa, che non sono quelle del Giro d'Italia ma sono quelle del Breganze. Oggi appunto, come l'altra volta, per esigenze insomma di marketing, insomma questa curiosa e sicuramente non passa inosservata divisa di gioco, insomma ha abbandonato le classiche strisce rossonere. Ottima azione di Franco Giuliani, Filippo Tiella non è riuscito a siglare la sua doppietta personale. Insomma sprazzi di Montecchio in questo secondo tempo di marca prevalentemente rossonera.
ora Tagliapietra si libera di Franco Giuliani, per la verità andando un po' indietro, sempre Tommaso Volpe, ancora Volpe, si incunea tra due giocatori, si fa male, dice qua ragazzi mi sono fatto male alla mano, non successo niente, sì sto bene, però insomma cadendo ho preso una storta. Ingaggio, dice il signor Marcolin. Vediamo chi saranno i due protagonisti di questa pallina contesa. Due carichi da 11 per la verità, sono Cristian Costenaro e Franco Giuliani. Alla meglio per adesso Breganze, pallina e stecche veloci che vanno nella disponibilità della squadra di Gabritiella, e allora Battaglin in avanti, circonnaviga la porta, di nuovo Franco Giuliani e il pubblico di fede breganzese ha qualcosa da ridire. Ammutoliti invece i supporters biancoverdi, insomma un pesante 10-4. Ancora Volpe all'indietro, vediamo se cerca l'azione con Tagliapietra. Erano finiti i secondi, però adesso ritornano, 45. Fallo di squadra numero 7 per Montecchio, 5 i falli di squadra per Breganze. Time out chiesto da coach Zanfi, fa rientrare in pista Elia Guglielmi, vediamo anche in pista Graziani con il 66. Tommaso Graziani fa il suo esordio appunto oggi in questa partita che veramente ancora sembra poco da dire, insomma mancano 199 secondi insomma alla fine del match. Breganze è saldamente in testa con i 10 gol contro i 4 di Montecchio, sconfortate le facce qui nella panchina di coach Zanfi. Davide Zanini, una statua di sale veramente in panchina. Ovviamente chi si sente addosso proprio i colori bianco-verdi non ci sta mai a perdere, insomma come dicevo nelle precedenti cronache, insomma un adagio che da queste parti veramente regna sovrano, che Montecchio non molla mai fino alla fine, però sembra che adesso veramente abbia alzato il piede dall'acceleratore, cosa che invece non sta facendo Breganze con Costenaro ancora in avanti, preferisce tornare all'indietro per Davide Grazian. Costenaro, ora sembra che sì, Tommaso Volpe è uscito, quindi giovanissimi in pista tutti quanti, veramente do una rapida scorsa appunto agli anni di nascita di giocatori di coach Gabritiella. 5 secondi mancano alla fine, insomma abbiamo il portiere di salva Giulio Battistini 2005, Davide Graziano 2006, Antonio Tagliapietra 2007, Battaglin 2005, Barbieri 2005, Volpe 2005, Costenaro 2006, insomma squadra giovanissima. Eccolo qui l'88 in mezzo per Battaglin con forse un po' troppa sufficienza. Ora attenzione a Graziani, prova a mettersi in luce Graziani Tommaso, all'indietro per Elia Guglielmi, 2 maglie rosa gli dicono che di qui non si passa. Tagliapietra Giuseppe, bene per Barbieri, poi per Battaglin, in buca d'angolo il 64 breganzese Grazian, fermi tutti, e ora chiede spiegazioni a coach Tiella. Attenzione, è pronto l'indice ad alzargli davanti, coach Tiella si becca un warning, insomma ora certifica la sua decisione il signor Marcolin nel tavolo dei refertisti. Il signor Chiminazzo prende giustamente nota, si riparte da lì con Pozzo e Filippo Tiella sulla pallina, tutti e due i fratelli Zanini fuori dalla pista, insomma coach Zanfi lascia spazio anche a Graziani. Ora Pozzo per Filippo Tiella, vediamo un po' il Montecchio dei giovani cosa fa, sempre
Nicola Pozzo per Graziani in avanti, e per un ame non è riuscito a buttarla dentro, però attenzione, Grazian Davide non sfrutta al meglio questo contropiede. Di nuovo Graziani, per la verità Tommaso per Montecchio. Nicola Pozzo prende il possesso della pallina, altri 67 secondi che mancano qui al Palavacari per andare negli spogliatoi. Ora Elia Guglielmi da solo, bomba micidiale, però la pallina resta in possesso Breganzese con Battaglin da solo, attenzione, alza e schiaccia con Barbieri, niente da fare. Ora 45 secondi alla fine delle ostilità, Battaglin dice vediamo un po', preferisco passarla all'indietro per Costenaro. Sì, in effetti ora si gioca con il cronometro, sembrano aver alzato bandiera bianca i ragazzi di coach Zanfi, insomma sempre Battaglin, tutti fermi in avanti. Barbieri contrastato da Pozzo, ancora Barbieri all'indietro, attenzione, Costenaro vuole mandare sul suo personale score, deraglia a terra all'88 a causa appunto della carica di Pippo Tiella. 14 secondi che mancano alla fine della partita, 8 i falli della squadra di coach Zanfi, 5 per gli ospiti, insomma per adesso nessuno ha mandato in bonus l'avversario. Penso che la partita finirà così, 14-13 secondi, sconfortati i giocatori in maglia bianco-verde, attimi di nervosismo anche adesso. Vediamo un po', Graziani gli soffia la pallina, Battaglin alza e schiaccia, gioco di prestigio, troppo tardi per concludere con un'altra azione, perché la sirena qui al Palavacari certifica la fine del match. Breganze si impone qui al Palavacari con il punteggio di 10-4, praticamente lo stesso scarto della partita d'andata, se non altro Montecchio aveva dato l'idea di poter condurre questa partita alla fine del primo tempo, quando proprio sembrava quasi che stesse per marcare anche il gol numero 5 con Giuliani. Evidentemente le squadre sono rientrate dagli spogliatoi con un piglio decisamente diverso. Ora giusto tributo ai ragazzi che non se ne sono mandati a dire in pista. Bellissima partita, se non altro per la spettacolarità, per i gol segnati, per il primo tempo, ripeto, che è stata un'altalena di emozioni. Poi nella seconda frazione di gioco Breganze ha messo la freccia, da lì Montecchio non l'ha presa più. Io direi a questo punto che possiamo interrompere anche questa diretta. Io ringrazio sempre Davide Meneghello qui in regia e Carlo Dalla Valle alle riprese. Da Nicola Maragnin è tutto, e la più cordiale buonasera a tutti voi.